Destinazione sicurezza, gli autobus e i pullman di SVT sono pronti alla sfida del futuro. Distanze, capienza, sicurezza, ma anche rispetto del centro storico. Serve una rivoluzione e la flotta si rinforza. Sono stati ordinati 68 nuovi mezzi, di questi 38 andranno ad alimentare le linee urbane, 5 a Valdagno e a Bassano del Grappa, e 30 saranno riservate alle corse extraurbane. La flotta di SVT si rafforzerà dal 2022, ma le scuole a settembre di quest'anno avranno già bisogno di soluzioni pratiche ai problemi del trasporto degli studenti, con il rispetto delle distanze e delle capienze massime. Siamo pronti con tutti gli scenari possibili, stiamo chiedendo proprio in questi giorni la disponibilità dei privati nel caso ci fosse l'esigenza, ma al momento la normativa non è ancora stata definita e si vedrà cosa succederà nei prossimi settimane o mesi. I nuovi autobus urbani e i pullman extraurbani saranno accessoriati con le tecnologie più all'avanguardia sul fronte della sicurezza, del comfort e della sostenibilità ambientale. Noi di Rete Veneta avevamo dato voce ai residenti di Contrada Mura e Porta Castello che chiedevano mezzi di trasporto pubblico di piccole dimensioni per non rovinare le strade e per non far tremare i muri delle case. Il sindaco si era impegnato a soddisfare questa esigenza e oggi finalmente si vede una prima risposta concreta, perché dei nuovi autobus 4 sono di piccole dimensioni, lunghi appena 8 metri. È una grande rivoluzione che prevede e richiede dei tempi ben precisi, delle simulazioni anche di viabilità sia interno al centro storico, quindi delle mura, sia all'esterno, con dei possibili cambi anche di viabilità. Quindi ci vuole del tempo, bisogna approfondirla bene per poi non trovarsi in difficoltà successivamente e dover tornare indietro. Quindi ci stiamo lavorando partendo anche dal parco mezzi, appunto, con mezzi nuovi, più piccoli e moderni.